ringrazio Bruno per l'invito e anche per questa chiacchierata molto informale, visto appunto la modalità con la quale la stiamo svolgendo. E ti ringrazio anche per l'impegno e l'attenzione tua personale, ma anche del gruppo consigliare del PD nel seguire l'evoluzione della legge regionale, che secondo me è approdata un giudizio che possiamo dare abbastanza positivo, grazie credo al contributo anche delle associazioni di categoria. Di solito sta cosa è un rituale che si dice, però rispetto a come era partita la legge, le osservazioni che abbiamo fatto credo siano state utili alla fine della riuscita della legge, e anche grazie, dicevo, al contributo del Partito Democratico. Sulla legge dirò poi due cose. Faccio prima una considerazione un po' più generale sulla questione, sul tema del turismo, ma più, se volete, anche sul Veneto. Diceva prima Bruno che in questa situazione di crisi che ormai perdura da troppi anni e quindi è diventata una crisi strutturale, ci sono dei settori che hanno saputo reagire meglio rispetto ad altri in questo nostro Veneto, e uno di questi settori è certamente il turismo o i turismi, i diversi turismi che abbiamo nel nostro Veneto, e quindi anche il collegamento con l'agricoltura è un collegamento legato al turismo. Il Veneto appunto ha più di 60 milioni di presenze, e gran parte di queste presenze sono nella nostra provincia, e quindi il litorale con Venezia, che ha questo ruolo di attrazione straordinario, e contribuisce, vi do anche questo dato perché è importante, a circa l'11,2% della ricchezza e quindi del PIL del Veneto. È un settore che, a detta un po' di tutti, che certamente avrà una sicura crescita nel futuro, diversamente da altri settori che vengono messi costantemente in discussione e che devono trovare lì delle alternative anche molto veloci. C'è un settore che vive di una grande competizione ormai mondiale, e questa competizione si vince nel Veneto a condizioni che si sappiano realizzare in tempi ormai necessariamente veloci, perché siamo molto in ritardo, alcuni interventi che sono legati alle infrastrutture. Fare turismo significa avere delle infrastrutture efficienti, e noi siamo in ritardo sull'alta capacità e l'alta velocità. Abbiamo la necessità di mettere in rete il nostro sistema aeroportuale, perché diventi un punto di riferimento non solo per il Veneto ma per tutto il nord-est. Abbiamo un una necessità di razionalizzare tutta l'offerta del sistema fieristico, perché è troppo frazionato e in concorrenza spesso tra i diversi poli. Abbiamo la necessità delle infrastrutture immateriali, oggi indispensabili nella competizione dell'economia in generale, non solamente del turismo, e anche qui siamo molto indietro come sistema veneto. Quindi si parte dal tema delle infrastrutture per rendere competitivo un sistema, e qui c'è molto da fare. Dall'altra parte io credo si debba lavorare molto sulla valorizzazione di quello che abbiamo, e cioè noi abbiamo un territorio veneto
che da un punto di vista dell'offerta turistica è molto forte nelle sue diverse articolazioni, le conoscete tutte, quindi non sto qui ad elencarle. E questo territorio veneto, fatto anche dal ruolo e dall'importanza delle città grandi e delle città minori, oggi vive un momento di difficoltà, soprattutto per la perdita di attrattività e di declino che stanno avendo le città. Non mi riferisco certamente alle città come Venezia o Verona o in parte Padova, che sono dei grandissimi attrattori, mi riferisco soprattutto alle altre città capoluogo, ma in particolare ai centri minori che possono diventare davvero un elemento di arricchimento del sistema dell'offerta turistica. Il sindaco citava gli esempi che si stanno cercando di realizzare anche in quest'area del Milanese. Quello che si sta cercando di fare nel Milanese ovviamente vale per la stragrande maggioranza del territorio veneto, e cioè la necessità da parte dei piccoli comuni di valorizzare i loro territori, ma questo è possibile solamente se c'è una capacità da parte delle amministrazioni e quindi di chi ha la responsabilità di governo di stare insieme. E qui dobbiamo dire una considerazione che credo abbastanza evidente da parte di tutti, che questa capacità di stare insieme è sempre molto difficile, salvo qualche eccezione. E quando si sta assieme, nei casi in cui si sta assieme, poi quando si parla di questo settore, che è quello che appunto sul quale dovremmo puntare, perché è quello che certamente ha un ritorno dal punto di vista economico, per tutte le motivazioni che io comprendo, ci sono, forse alcune sono meno comprensibili, comunque non si investe. E cioè non c'è il coraggio da parte della classe dirigente in generale, non solo quella politica, poi di investire su una cosa che certamente, a detta di tutti, ma anche i dati dicono, avere una capacità, diciamo, di creare ricchezza, quindi significa occupazione e tutto quello che ne consegue. Per vedere un po', e questo mi porta un po' ad alcune riflessioni sulla legge regionale che è stata approvata recentemente. Allora, la legge regionale ha modificato i due elementi che secondo me sono fondamentali in un sistema, in una legge, ma anche nell'affrontare il tema del turismo. Il primo si chiama accoglienza, il secondo si chiama promozione. Sull'accoglienza attraverso gli organismi di destinazione si è fatta si è prospettata un'idea che secondo me è interessante, perché si favorisce in qualche modo, attraverso il coordinamento dei comuni, delle aggregazioni dei comuni stessi, ma anche poi di tutti i soggetti che sono presenti, per governare in qualche modo le politiche del turismo. Il primo dato però che dobbiamo rilevare a distanza ormai di 1 anno e mezzo è che si sono costituiti in tutto il Veneto solamente 6 o 7 organismi di gestione. Quindi significa che c'è qualcosa che non funziona. E la seconda considerazione è che nel momento in cui questi organismi di gestione vengono realizzati, devono necessariamente affrontare il tema che dicevo prima essere assolutamente fondamentale, cioè l'accoglienza e l'ospitalità, le vecchie APT, IAT, eccetera. Bene, noi ci troviamo in una situazione che definisco imbarazzante, per non usare altri termini, dove
con la soppressione pseudo soppressione delle province, oggi noi ci troviamo nella stragrande maggioranza del Veneto senza uffici di accoglienza. Chi li deve realizzare questi uffici di accoglienza? Beh, io ho un'idea che è molto precisa. Certo devono contribuire tutti, ma siccome al privato abbiamo già assegnato il compito e il ruolo di costituire i consorzi di promozione turistica e quindi sono chiamati a investire lì i privati. Giustamente, prima c'era anche la parte pubblica e a volte la parte pubblica aveva un ruolo, diciamo, predominante nella parte economica rispetto anche ai privati e quindi, diciamo, i privati si assumono già quell'impegno. Ma la parte dell'accoglienza, l'accoglienza è, diciamo, lo definisco un dovere che le comunità hanno nei confronti dei turisti. E quindi io penso che sia l'amministrazione, il pubblico che deve intervenire. E deve intervenire attraverso quali fondi? Certamente quelli della regione, però quelli della regione, guardate, ormai sono diventati esigui, perché io ricordo che siamo passati dai circa 60 milioni di risorse destinate in diversi modi, non solamente nell'accoglienza, nella promozione, di 5-6 anni fa, a circa 8-9 milioni di euro bilancio 2015 in previsione, va bene? Con risorse destinate all'accoglienza che sono assolutamente inadeguate. Però qui viene fuori che cosa? Che è stata introdotta da qualche anno a questa parte la tassa di soggiorno. Allora io mi domando e dico, lì dove la tassa di soggiorno porta risorse che sono ingenti, il Comune di Venezia introita circa 24 milioni di euro. 28 l'ultima. Va bene? 28. 28. Claudio, tu lo sai. No, l'ultima 24 l'anno scorso, 28. Ecco, ma secondo voi è mai possibile che un comune che introita 28 e dopo prendiamo Venezia come esempio, vale anche per i comuni minori perché ognuno in quota a parte dovrebbe fare l'ospitalità, intanto uno non abbia fatto ancora l'OGD, va bene, non è stato, e quindi un OGD che avrebbe dovuto riguardare, si dice, l'area metropolitana, ma intanto si avrebbe potuto comunque intanto incominciare coinvolgendo anche i vecchi comuni che erano presenti nella vecchia APT, tanto si cominciava, e quindi anche il milanese, no? Ecco, è mai possibile che un comune come Venezia non abbia ancora costituito e quindi con una ricaduta negativa soprattutto nei comuni che vivono in qualche modo in relazione a Venezia come il nostro milanese eccetera, e che non destini un euro per l'accoglienza ad oggi, e che anche nei comuni ad oggi, nei comuni del litorale, dove lì c'è una classe imprenditoriale anche che ha una competizione, diciamo, molto più forte, mondiale, quindi deve darsi un po' più da fare, diversamente, diciamo, dalla situazione in cui vivono le città d'arte, che hanno una capacità, diciamo, di attrazione, se vogliamo, anche in qualche modo indipendente da molti servizi che si potrebbero fare, eccetera. Però anche lì c'è un'assenza da parte delle pubbliche amministrazioni nel affrontare questo tema e quindi nel mettere risorse ad oggi. Però è un tema che prima o dopo deve essere affrontato e risolto, perché questo tema dell'accoglienza assieme a quello della promozione sono i due temi su cui si regge un sistema turistico e un'offerta turistica. Concludo. Sì, un minuto se riesci a... Sì, concludo dicendo una cosa molto ovvia e banale, no? Se volete, e cioè che secondo me su questa questione del turismo, ma aggiungo una piccolissima cosa perché a questa tengo sempre molto, e cioè il fatto che noi in questo nostro territorio e il ruolo delle nostre città e le funzioni e la capacità che possono avere di dare risposte prima ai residenti e poi
ai turisti, va bene, le due cose però stanno sempre molto bene insieme, perché tu nel momento in cui fai una città per i turisti devi fare una città efficiente, con la qualità del territorio, dei servizi eccetera, quindi c'è una ricaduta positiva ovviamente anche nei residenti. Il problema è che tutto quello che è successo in tutti questi anni, e ritorno su una cosa che a me sta sempre qui perché ritengo abbia compromesso fortemente questo nostro territorio, la vita delle città, e cioè gli insediamenti della grande distribuzione. Guardate, io non sono uno che affronta le questioni in termini ideologici, la grande distribuzione serve, fa parte dell'offerta, eccetera. Certo, quando si fanno queste cose come l'abbiamo fatto in questo modo, devastando il territorio, consumando il suolo, mettendo in crisi il sistema più complessivo che era un patrimonio, un valore, senza andare a parlare di tutti i valori che sono legati alle città, alle comunità, ecco, io credo che anche su questa questione che si lega alla componente dell'economia turistica abbiamo fatto dei gravi errori e sui quali bisogna fare un grandissimo lavoro, Bruno, a partire dalla regione, diciamo, per recuperare quanto abbiamo perso e fortemente compromesso.